Benvenuti in questa nuova video lezione di mattoscacco.com. Oggi vediamo la difesa siciliana e come puoi vedere la scacchiera è messa dalla parte del nero, solitamente in basso sia il bianco e in alto sia il nero, ma ho voluto posizionarla apposta in questa posizione per farvi notare le difficoltà che troverà il nero durante questa partita. La difesa che appunto viene utilizzata da parte del nero è la difesa siciliana, solo che questa volta il nero non andrà a fare il solito arrocco corto, ma andrà a sperimentare l'arrocco lungo con purtroppo gravi conseguenze. Quindi andiamo a vedere subito le mosse iniziali. E4, C5, difesa siciliana, cavallo F3 e 6, solitamente si gioca anche la spinta di 6, ma E6, D4, C per D4, cavallo per D4 e fino a qui E6, un'altra spinta che si gioca spesso per evitare entrate di cavallo o di alfiere in B5. Dopo 6, cavallo C3, B5. Talvolta si possono vedere sacrifici di cavallo in B5, quindi un pezzo in cambio di due pedoni. Tuttavia è molto rischioso per il bianco e deve giocare molto bene se vuole continuare ad avere il vantaggio. Il bianco però sceglie un piano differente, non sceglie quindi di sacrificare in B5, ma dato che l'alfiere non può andare in C5 e intuisce che il nero vuole fianchettare, decide di sviluppare l'alfiere in fianchetto tramite le mosse G3. Quindi l'alfiere non si svilupperà più su questa diagonale F1 a 6, ma si svilupperà su questa lunga diagonale, dove andrà a mettersi anche l'alfiere del nero. Infatti G3, alfiere B7, alfiere G2, scusate, questa mossa arriva dopo, e donna C7. Come puoi vedere il nero sta giocando mosse che si vedono giocare nella difesa siciliana, donna C7 e la cosiddetta culla della donna, alfiere B7, si gioca spesso anche questo, ma adesso il nero sta giocando troppo sull'ala di donna. Il suo intento quindi sarà quello di arroccare lungo e sta sviluppando prima i pezzi ad est, prima i pezzi ad ovest, quindi da questa parte qui, e poi quelli ad est che sono quelli del re. Arrocco del bianco e di 6, entrando così in una Scheveningen. Torre E1 che va a sostenere il pedone 4 e attacca a raggi X il nostro re. Cavallo D7. Ora tutti i pezzi sono stati sviluppati sull'ala di donna e l'arrocco lungo è veramente molto prossimo. A4, una mossa veramente fastidiosa che va a rompere la catena di pedoni A6 e B5, e ora cambio e cambio. La posizione del bianco è veramente favorevole, ma anche quella del nero non è male, anche se comunque è in ritardo di sviluppo nella parte est della scacchiera. Ora un errorino da parte del nero, cavallo in G va in F6. Dato che c'è un attacco a raggi X da parte della torre, era meglio sviluppare prima alfiere 7 per coprire il re da eventuali attacchi. Tuttavia la mossa che eseguì fu cavallo F6, che può sembrare buona, ma il bianco vide questo importantissimo sacrificio. Cavallo in D5. Quindi che cosa succede? Dopo un cambio si ha lo scacco di torre per scoperta. Esaminiamo le possibili soluzioni che il nero può andare a prendere. Allora, ad intuito vediamo subito che questa cavallo E5 non è buona, perché F4 si ha un'inchiodatura sul cavallo e il nero perde il cosiddetto vantaggio che aveva, quindi questa non è buona.
Alfiere 7 sembra essere la migliore, poiché dopo per esempio alfiere G5 non succede nulla, tuttavia bisogna stare attenti a cavallo F5 con perdita dell'alfiere, e quindi neanche alfiere 7 va bene. Ci rimane solo da esaminare re D8, che sembra la migliore. Tuttavia si è analizzato che dopo alfiere D2 e alfiere A5 ci sono gravi conseguenze da parte del nero. Ovviamente alfiere D2, per esempio re C8, possono seguire varie inchiodature. Comunque la partita non è semplice per nulla da parte del nero da giocare, quindi il nero alla fine scelse per ridare subito il materiale con cavallo 5. F4 infatti è arrocco lungo. Non è proprio la migliore posizione per poter fare un arrocco lungo. Ora il bianco si riprende ciò che gli deve, pedone, e ora attenzione, colpo di scena, torre E5. Cosa succede se la regina va a catturare la torre? Succede un gran macello. Dopo donna per torre, il bianco ha calcolato che con torre C4 e altre mosse sarebbe riuscito a dare scacco matto in breve tempo. Il nero vide questa soluzione e perciò non prese la torre, ma bensì giocò alfiere D6. La torre ora sì che è costretta a ritirarsi, ma si posiziona su una colonna dove può andare ad interferire. Il re si toglie dall'inchiodatura, torre C3 viene giocata comunque, donna D7, la donna si sposta dall'attacco di torre e cavallo C6+. Il cavallo è veramente in un avamposto fortissimo, dove è sostenuta da pedone, alfiere e torre. Quella è veramente una delle posizioni migliori che ci possa essere per il cavallo. Ora alfiere per C6, e se qui segue una serie di scambi come questo, torre per C6, donna per C6, pedone per C6, alfiere C5, il nero comunque non si trova affatto male, anzi si trova molto bene. Tuttavia il bianco gioca diversamente. Il bianco è stato particolarmente astuto in questa partita. Quindi qui abbiamo la torre, qui abbiamo l'alfiere, ritorniamo nella posizione di prima. Ok, il bianco giocò quindi diversamente, non andò a catturare l'alfiere, ma andò a giocare torre per A6. Veramente una mossa che in pochi sarebbero stati capaci di vedere. Alfiere per D5, il nero continua intento a catturare più che può, e ora torre B6, scacco. Il nero deve andare solo sulla colonna A, l'unica sua salvezza, oppure può pararsi con alfiere B7. Donna per D6 scacco, non ci vuole molto a capire che il nero perderà a breve. Donna per D6, torre per B7, unica via di fuga e scacco
per scoperta. Quindi il nero va ad abbandonare la partita poiché dopo re a 7 sarebbe seguito torre a 5. Se il nero va a interporre davanti alla regina, non dimentichiamoci mai che c'è lo scacco di alfiere e quindi la posizione è praticamente insalvabile.